Giornata ricca di eventi, quella di oggi a Ribera in occasione del Riberella Winter Food Fest, Sagra dell'Arancia di Ribera DOP, un evento che torna nella città crispina dopo tanti anni di stasi. Previsti per oggi Educational Tour dell'Arancia di Ribera DOP sia nei centri di lavorazione che negli agrumeti, quindi la preparazione dei dolci casalinghi a base di arancia, il laboratorio del gusto di Slow Food e l'apertura degli stand in piazza dalle ore 18 in poi con degustazioni tipiche dei prodotti a base di arancia, dall'antipasto al dolce. Arancia di Ribera al via la seconda edizione, siamo al secondo giorno, l'inaugurazione è già stata fatta, ne parliamo con Paolo Caterinicchia in rappresentanza del Consiglio Comunale di Ribera. Abbiamo fortemente voluto questo evento, da anni che tentavamo di organizzarlo, grazie all'amministrazione Pace, al sindaco, all'assessore Acque, a tutto il Consiglio Comunale, perché devo dire che non è stata solo la commissione che io mi onoro di presiedere oppure l'assessore, è stato tutto il Consiglio Comunale, la città di Ribera, diciamo. La città di Ribera ha avuto questo evento, vedo dalla presenza massiccia che c'è, che è un evento che sicuramente avrà tantissimo richiamo. Stiamo finalmente mettendo in campo il nostro prodotto di nicchia, il nostro prodotto di punta che è l'arancia. Attraverso i nostri prodotti di punta vogliamo far riconoscere la città, il territorio, le bellezze che Ribera può offrire a chiunque vuole venire a visitarci. Intanto grazie per l'opportunità che ci date di chiarire proprio il fatto che è da tanti anni che questa manifestazione manca a Ribera, non può mancare nella città delle arance, la sagra dell'arancia DOP di Ribera, perché non è soltanto un evento, non è la solita festa, è qualcosa di più, è la nostra storia, è il nostro DNA ed è un modo che noi siamo riusciti a identificare per poter dare quel rilancio alle nostre imprese agricole di promozione e anche di ulteriore conoscenza che sicuramente non guasta. Sarà una grande sagra, Arturo, un grandissimo evento veramente bello, ricco, denso di tante interazioni con questo territorio. Si parte infatti ovviamente con i classici convegni, perché è giusto parlare dell'arancia, che cos'è, le caratteristiche di questo prodotto, e poi materialmente si va in giro per gli agrumeti e per la città a fare conoscenza con i palazzi storici di Ribera. Questo lo si farà attraverso una serie di walking tour e di educational con tanti giornalisti che arrivano un po' da tutta l'Italia qui a Ribera in questi 4 giorni, e poi naturalmente ci sarà spazio per gli show cooking, perché voi saprete che questa arancia meravigliosa, che è l'unica DOP che c'è in Italia proprio come arancia, qui a Ribera viene declinata in ogni modo per quanto riguarda la gastronomia, quindi ricette dolci e salate, e ci saranno gare popolari di preparazione di dolci, così come ci saranno tantissimi chef che proporranno delle ricette salate proprio assolutamente a base di arancia.